È trascorso un secolo dallo scoppio della Grande Guerra che sconvolse l'Europa e portò a nuovi assetti politici e sociali. I testimoni di quell'immane tragedia non ci sono più per ragioni anagrafiche, ma per tanti sardi la Prima Guerra Mondiale è un racconto familiare sentito da nonni e zii che sulle trincee del Carso lasciarono la propria innocenza e giovinezza. Un conflitto cui presero parte tanti soldati, pastori e contadini, ma che non lasciò fuori le classi dirigenti di allora. È il caso di Michele Papandrea, sindaco di Nuoro, eletto nell'agosto del 1914, antimilitarista che in quel conflitto perse la vita combattendo nella battaglia dei Tre Monti dal 28 al 31 gennaio del 1918. Per restituire alla storia questa figura di politico, l'Istasac e il comune di Nuoro hanno promosso un convegno di studi intitolato Michele Papandrea, sindaco soldato. Una giornata di studi dedicata al primo cittadino del capoluogo, ma anche a tutti quei sardi che furono strappati alle loro famiglie per combattere una guerra che non capivano in una terra sconosciuta. Lo fecero con grande coraggio, distinguendosi per spirito di sacrificio e onore. Al convegno, che si è aperto stamattina nell'ex SME, sono intervenuti Marina Moncelsi e Aldo Borghesi, rispettivamente presidente e direttore dell'Istasac, e Alberto Monteverde. I lavori sono stati coordinati da Paolo Berria. I saluti dell'amministrazione sono stati portati da Sebastian Coco, assessore alla cultura. Il convegno è stato aperto da una lettura di Monica Corimbi che ha descritto il clima in Sardegna nei giorni successivi al 24 maggio 1915 con la mobilitazione dei soldati. Nei loro interventi gli studiosi hanno inquadrato la storia della Sardegna nell'ambito del conflitto, mentre nel dettaglio della figura di Michele Papandrea è entrata Marina Moncilsi. Una mostra documentaria ha accompagnato le parole degli studiosi. Stasera proseguiranno gli interventi, mentre alle 19 il regista Giovanni Carroni presenterà l'opera Bachisio Spanu, l'epopea di un contadino sardo alla guerra. Il tenore Populos di Nuoro chiuderà i lavori.